Siamo ancora là, i soldi sono stati spesi. Allora, ci sono alcune cose che possono essere molto interessanti, avremo tanti argomenti di cui parlare, ne parlavamo anche per fare cultura anche di impresa proprio. E allora, proprio per chiudere il capitolo bonus 110%, perché l'abbiamo avuto diverse istanze, su che cosa bisogna informarsi? Quindi sia l'artigiano che viene chiamato in causa per un restauro, per un recupero anche energetico di un edificio, cosa deve fare, quale errore non commettere, e il privato, che cosa aspettarsi da questo bonus? Allora, per prima cosa bisogna sommariamente, capire, dopo nel dettaglio non entriamo in dettaglio. Bisogna costruire un progetto con il quale si arriva a un salto di 2 classi energetiche, e per fare questo ci vuole un rapporto con un professionista. Quindi bisogna che l'artigiano fornisca di inquadrare quello che si vorrebbe fare, se si incastra dal punto di vista progettuale in questo tipo di attività. Fatto questo e verificata la parte, diciamo, legata alla parte del professionista, si procede a agganciare coloro che devono svolgere poi concretamente i lavori, e che in questo caso sono gli artigiani, che possono essere installatori, cioè insomma a seconda di cosa viene fatto. Per poter usufruire invece del bonus 110% e del credito d'imposta, che è la cessione del credito, che in qualche maniera è un elemento importante per non tirare fuori di tasca propria, c'è chi ha la disponibilità economica, paga e finisce lì il discorso. A questo punto bisogna passare per la parte del visto di conformità legato all'asseverazione fiscale. Da questo punto di vista si rivolge alle strutture, anche alle nostre strutture, insomma, da questo punto di vista per verificare che i lavori che devono essere fatti, i costi sono ok per un'eventuale cessione a terzi. E a quel punto lì, nella relazione con una banca piuttosto che un altro intermediario per fare la cessione del credito, si completa l'operazione. E tutti questi pezzi devono essere presi in considerazione, perché altrimenti, se non vengono presi in considerazione, si rischia di restare a metà della strada, o comunque nell'incapacità di svolgere tutto quanto il percorso. Io non entro ulteriormente nel merito, però dico che la disponibilità da parte delle nostre strutture nel territorio, ma ci sono anche molti professionisti con cui abbiamo relazioni che sono a disposizione per approfondire il singolo caso e non fare un'azione generica, perché l'azione generica non dice niente. Bisogna andare a vedere il singolo caso, sia dal punto di vista del condominio, sia dal punto di vista della casa singola. Perfetto, quindi non azzardare e non pensare che sia tutto così semplice, assolutamente. E quindi c'è sempre qualche soldo da sganciare, detto soldoni. Qualcosina sì. Qualcosina sì, bisogna metterlo in conto. Ho un piccolo laboratorio e una persona libero paga. Vi dico che sopravvivere in questa burocrazia è impossibile, si dovrebbe fare un forfettario, come dice la Lega, che racchiuda tutto, così posso vivere senza angosce. È una semplificazione sostanzialmente. Sì, il tema però è stare attenti, perché l'operazione forfettari è un'operazione che in realtà dovrebbe essere pesata anche rispetto alla situazione familiare della persona, perché nel momento in cui uno fa un forfettario e non può scaricare niente, da un certo punto di vista, se ha una situazione singola che è da solo e non ha nessun legame di nessun tipo, allora in quel caso magari il gioco vale la candela. Cioè, pesa. Certo, sì. Se invece si tratta di una situazione familiare dove magari c'ha il figli, c'ha una moglie, c'ha una situazione, magari un mutuo, eccetera eccetera, bisogna pesarle. Per quello non bisogna mai pensare che una soluzione netta sia la soluzione migliore, perché la progressione negli ambiti di gestione fiscale è stato un elemento fondante anche del nostro sistema. Chiaro. Qual è il tema? Andiamo dentro sulla proposta. Vediamo di capire se si possono ridurre le aliquote, se si possono fare delle semplificazioni, e soprattutto il tema centrale è questo, cioè io fatturo X in un anno, devo sapere quanto pago e lo devo sapere nell'arco dell'anno, non posso andare avanti anticipi e poi pagamenti eccetera, un anno mi dicono una cosa, l'anno dopo cambia, è la certezza che crea confusione, è l'incertezza che crea confusione, quindi non è solamente lo strumento, ma è anche la certezza con la quale vengono fatte le cose e la chiarezza dal punto di vista burocratico, perché se ogni anno ti cambiano le percentuali di aliquote, se ogni anno bisogna gestire i temi di anticipi o le scadenze
sofferenza in maniera diversa, a questo punto uno perde 3/4 del proprio tempo di attività imprenditoriale a gestire queste cose e non a fare l'attività imprenditoriale. Assolutamente. Allora, mio padre ha fatto l'artigiano per 50 anni ed è andato in pensione con 480.000 lire e ricordo che solo di affitto ne pagava 400. Spero che ora le cose siano cambiate. Sono cambiate anche perché c'è un versamento contributivo più forte, nel senso che all'epoca il versamento contributivo era bassissimo. E quindi nel tempo c'è stata anche una cultura di versamento contributivo da parte dell'imprenditore artigiano diversa, anche qui insomma ne va di un ragionamento, e in più c'è un tema che evolve in questi anni e che fa parte di uno degli elementi della cultura, cioè il pilastro della pensione da solo non basta. Il pilastro della pensione deve essere comunque integrato, su questo abbiamo lavorato sul tema della previdenza complementare, non è mica finita questa storia. Dal punto di vista delle nuove generazioni dobbiamo capire che serve un nuovo equilibrio. Certo che se andiamo avanti a fare operazioni di modifica nell'ambito pensionistico che vanno a caricare su tutte le generazioni future dei costi, l'INPS non regge da questo punto di vista. Allora, il tempo vola comunque, c'è il bando delle piccole e medie imprese per l'adeguamento alle strutture turistiche emergenza Covid-19, 3 milioni, è stato annunciato con una delibera di giunta. Sì. Ovviamente qui abbiamo la necessità di vedere gli ulteriori dettagli, però comunque può essere un elemento di supporto strutturale al comparto del turismo che vive un ground zero, cioè fondamentalmente sta ripartendo con una nuova necessità di ricostruire una nuova strada. Ecco, rapidamente, bando sempre PMI per acquisto di DDP, di dispositivi di protezione individuale, gli aspetti che riguardano appunto la gestione delle protezioni per il Covid. Qui era una spinta che arrivava ancora nel periodo del lockdown da parte nostra perché la regione mettesse dei soldi, hanno fatto un bando dove ci sono delle risorse a disposizione anche per l'adeguamento dei locali, Covid manager e queste cose qua, che è cofinanziato dalla regione con le camere di commercio. Per cui informarsi su questa Quindi cosa su questo, anche qui informazioni attraverso le nostre strutture in generale o comunque anche nei nostri strumenti comunicativi. Rapidissimo, siamo in chiusura. Nascono poi le comunità energetiche, c'è un accordo con Regal Grid per queste comunità energetiche, anche questo può essere interessante informarsi. E l'ultima cosa, bando di 2.180.000 euro per progetti di intelligenza artificiale e potrebbe finanziare progetti fino a 120.000 euro, per cui per un massimo di 50%, anche questo è interessantissimo. Nel sito della CNA si trova tutto, giusto? Certo. Il tempo vola, noi dovremo parlare anche di altro, magari avremo ancora prossimamente l'opportunità. Volentieri. La ringraziamo, ricordiamo ai nostri telespettatori appunto che le informazioni si trovano, a parte i bandi di carattere regionale eccetera, comunque informandosi presso la categoria si trovano tutte le informazioni che possono essere necessarie. Prima di fare qualsiasi cosa, fare un consulto, perché altrimenti dopo si commettono degli errori. Ringraziando il segretario CNA Veneto, anche a voi buon proseguimento, a domani.